disposizione il crono, potrebbe sicuramente darci una mano. Noi purtroppo, considerando i mezzi, non possiamo metterlo a scorrimento, ma intanto Antonio Calò la sblocca all'improvviso, grande diagonale destro a battere Gammicchia, si sblocca la partita al 3M e la sbloccano proprio i padroni di casa. Situazione cronometrica che non è a nostra disposizione. Intanto Liparotti ci prova subito, Tripoli risponde, diversi cambiamenti nel suo roster, uno su tutti, anzi due su tutti gli AD di Tubè e Lo Bianco, entrambi passati all'Atletico Club Palermo, mentre intanto Girgenti con la conclusione respinta. Roberto Restivo, squadra che ha un mix quasi perfetto di giovani ma anche di giocatori esperti. Qui Liparotti ci prova, palla alta sopra la traversa, triangolo di Restivo per Molinaro, conclusione fuori. Cerca di scaldare il destro Mario Molinaro, ne ha fatti tanti di gol così in carriera. Bravissimo Tripoli su Pescador Gimenez, allargare il piedone per giocare da protagonista. Qui intanto Molinaro subito entrato nel vivo, eccolo Runfolo pronto alla porta, prova a passare, Runfolo avanza, Runfolo blocca Gammicchia. Intanto Pescador Gimenez per Allegra, salta Restivo, Allegra che ha giocato, Allegra la sterzata ancora, Allegra, super gol di Fabrizio Allegra e parità al 3M, la replica da campione, da fuori classe di Fabrizio Allegra, 1-1. Pareggio firmato Allegra. Intanto Morvillo, bravissimo Tripoli perché non l'ha vista partire, poi pallone allontanato, forse con un braccio Restivo. Attenzione a Runfolo che si invola, conclusione sul fondo, una chance a testa. Intanto va a riposare Runfolo che ha avuto questa chance, il tiro affrettato forse perché era in debito di ossigeno. Girgenti, bravissimo Gammicchia a restare in piedi, a metterla fuori. Restivo se la sistema, calcio con deviazione, Restivo con fortuna ma con voglia, il gol del 2-1, torna avanti il 3M con lo zampino del suo capitano. Salavino dribbla il primo, poi prova a passare su Morvillo che si oppone senza commettere fallo. La Pescador Gimenez prova ad accendersi lo spagnolo, la puntata, palla fuori dalla Coppa Italia di C1, la Final Four di Prato in cui ha avuto la meglio la squadra lì di Betana. Occhio a Calò che va dentro, Runfolo intanto non riesce a ribadirla in rete. Occhio alla ripartenza del San Vito con Scalavino che la toglie a Pescador, calcio d'angolo. Girgenti tornato in campo, la suolata per Scalavino, l'uscita di Gammicchia a ridosso dell'area di rigore e questa era una buona giocata della Serie C1. Calò si inserisce, Calò e fa 3-1, doppietta per il numero 29 che si è inserito alla perfezione alle spalle di Randazzo, alle spalle del quintetto sanvitese e porta per la prima volta sul +2 la sua squadra. Chiusura delle iscrizioni per venerdì prima dell'inizio della prossima giornata di Serie B. Qui intanto conclusione di Randazzo che la fa scendere bene ma non trova la porta per la squadra guidata da Salvo Piccolo. Intanto Restivo resiste, Restivo, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta, molto pericolosa. Poi passa Morvillo, tocco per Liparotti dentro, Allegra da due passi colpisce il palo e questo è un errore non da Fabrizio Allegra. Calò, Restivo la lancia verso Scalavino che controlla, Scalavino, palla fuori. Con la formazione di casa che qui si fa beffare da Liparotti. Ottimo inserimento, ottimo tocco sotto misura e allora il San Vito accorcia. Salerno prova a passare, lo ferma Pescador Gimenez che va via e accelera lo spagnolo, il tocco chiuso da Restivo che può innescare la ripartenza. 3 contro 2 per il 3M, Restivo, le finte, il sinistro, Gammicchia in due tempi
su Cosenza, la palla è rimasta in campo, allora attenzione alla partenza di Pescador Jiménez che la allarga sull'Iparodi che calcia, palla fuori con deviazione di Tripoli, calcio d'angolo San Vito. Pinaro gliela restituisce con il lob, Scalavino prova ad andare, la sterzata di Scalavino che prova a tenerla, Pescador Jiménez la recupera, poi ancora lo spagnolo, Restivo perde il rimpallo e il tiro, palla fuori di nulla, ci ha provato e ci è andato molto vicino Pescador Jiménez. Il 3M alla palla, può avanzare Scalavino che resiste ad un contatto, passa ancora Scalavino che resiste, la palla rimane in campo ma non trova la porta Ciccio Scalavino, palla fuori. Attenzione intanto, fischio, è finita! Ha vinto il 3M, prima partita storica e vittoria al debutto per la squadra di Zapparata che batte 3-2 il San Vito Lo Capo.